Buongiorno e ben ritrovati con un nuovo approfondimento di Radio Veneto Agricoltura. Ci stiamo avvicinando alla seconda edizione del Festival delle Foreste, in programma a Longarone Fiere, in contemporanea in Cansiglio, venerdì 11, poi sabato 12 e domenica 13 settembre. Il programma è ricco di eventi, sul sito di Veneto Agricoltura sono riportati. Tra queste diverse iniziative ricordiamo che venerdì 11 settembre alle ore 16:30 nei padiglioni di Longarone Fiere sarà presentato il RAF, il rapporto sullo stato delle foreste e del settore forestale della Regione Veneto. Quest'oggi parleremo con il coordinatore del progetto, che è il dottor Massimo Loregian di Veneto Agricoltura, e subito, immediatamente, chiediamo in cosa consiste questo rapporto, chi ci sta lavorando. Sì, il rapporto sullo stato delle foreste della Regione Veneto, del settore forestale, vuole un po' essere, diciamo, la derivata regionale del rapporto nazionale che è stato presentato l'anno addietro, nel 2019, ed è un rapporto, vorrà essere un rapporto che colma anche, diciamo, una lacuna abbastanza pesante e grave di cui si sente certamente la mancanza in questi tempi, vale a dire la possibilità di disporre di dati relativi allo stato delle foreste e del settore forestale, intendendo anche tutte le attività adesso connesse, delle attività merceologiche, le attività commerciali, di cui purtroppo, ahimè, si sconta una carenza di raccolta di dati e di possibilità quindi di disporre di analisi statistiche e di dati aggiornati disponibili a tutti, diciamo, in tempo reale, come in molte altre regioni oggi è presente. Perché è importante poter disporre di dati per il settore forestale? Beh, come in tutti, diciamo, i settori produttivi, in tutte le attività, diciamo, operative, economiche, la conoscenza di dati di partenza e il monitoraggio, l'osservazione del trend di questi dati in crescita, in diminuzione, nell'evoluzione, diciamo, nel tempo, dà certamente un indirizzo sia per le scelte tecniche che per le scelte, diciamo, economiche, politiche economiche, che devono essere assunte a sostegno di numerose attività. Il settore forestale è estremamente composito, non è solo fatto di una motosega che taglia una pianta, ma ricordiamo che in Regione Veneto è nel settore primario l'attività forestale, l'attività ad essa connessa, pensiamo alla trasformazione del legno e tutta l'attività di produzione dei prodotti finiti, è di estremo interesse economico. Com'è articolato il rapporto e chi ci sta lavorando? Sì, il rapporto regionale vuole essere un po' articolato come lo sono anche i rapporti sia nazionali che i rapporti regionali oggi disponibili, per cui abbiamo un po' suddiviso tutti questi indicatori, questi dati che possono essere ripartiti in 6, 7, 8 macro categorie, poi vedremo nel corso dei lavori se raggruppare o fare diverse ripartizioni. Fatto sta che saranno dati che riguardano sia lo stato delle foreste che le attività produttive adesso connesse, le attività legate ai rischi naturali, quindi gli incendi che ci sono stati, quindi le attività legate anche alla manodopera impiegata, quindi numero di operai, incidenti occorsi, sia tutto quanto attiene alla formazione forestale, che è un argomento molto, molto, molto interessante e con interessanti sviluppi. I soggetti coinvolti? I soggetti coinvolti sono molteplici, a tuttora sono quasi una trentina. Abbiamo indirizzato, diciamo, la richiesta di collaborazione a vari soggetti che vanno da un po' diversi uffici, direzioni regionali competenti per i vari argomenti, dalla protezione civile alle foreste, ai rischi naturali, alle camere di commercio, alle università, all'Enea, all'INAIL, agli ordini professionali e molti altri soggetti che appunto opereranno fornendo collaborazioni, dati e commenti specifici sui singoli argomenti.
Bene, ringraziamo il dottor Massimo Loreggian, che è il coordinatore del RAF, il rapporto sullo stato delle foreste e del settore forestale della Regione Veneto. Per saperne di più vi diamo appuntamento venerdì 11 settembre alle ore 16:30 a Longarone Fiere, in occasione del Festival delle Foreste, dove appunto nel corso di un focus verrà presentato il progetto RAF, uno strumento davvero importante per il futuro delle foreste del Veneto. Un arrivederci alla prossima occasione.